Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Stasera abbiamo Cecilia. Ciao Cecilia, Ciao Adele e buona serata a tutti. grazie per essere qui con noi. Cecilia Fazioli è una mia collega che ho incontrato grazie al tavolo di tutta un'altra scuola. Lei è una counselor e una pedagogista, per cui insomma ci è sembrato più che obbligatorio citarla e metterla all'interno del nostro canale. Tra l'altro lei è anche autrice di un libro che è uscito per nuove edizioni, vero Cecilia? Dopo magari ce lo fai vedere, per cui le poniamo la nostra fatidica prima domanda. Cara Cecilia, ma che ruolo avranno le scuole parentali nel mondo che verrà? Io come penso le scuole parentali adesso sono pronte per il nuovo mondo, come me le immagino io, perché poi in realtà da quello che mi immagino a quello che accade fa tanta differenza. Però ecco, io penso che ci sono, come dire, delle parole magiche che dovrebbero accompagnare tutti i percorsi educativi sempre, a maggior ragione in questo nuovo mondo che vuole celebrare l'umanità nella sua capacità di stare assieme, di vivere la dimensione proprio della comunione. E quindi io credo che principalmente sono la cura di sé e dell'altro, l'accoglienza, l'ascolto e la capacità a dubitare. Io credo che questi siano aspetti assolutamente necessari per il nuovo mondo, ma per prepararsi a quel nuovo mondo bisogna già cominciare a coltivarli adesso, nell'ottica di in qualche modo far sì che le nuove generazioni, quindi i bambini e ragazzi di ora, diventino adulti sovrani di se stessi. Questo per me, per quello che vedo e guardandomi attorno, penso che tanta sofferenza sia proprio dettata dal fatto che non si è capace, non si è educati a riconoscere il nostro potenziale. Quindi, come dire, l'educazione ehm, può educare a dar forma all'energia vitale, che però solitamente non si fa perché si è condizionati da quell'idea di un sapere un po' asettico, un po' impersonale, trasmissivo, quindi dove l'adulto ha il compito semplicemente di trasmettere qualcosa, al di là di chi ha davanti. Tutto questo che secondo me sarebbe necessario, ovviamente chiede che ci siano degli adulti, prima di tutto, capaci di tutto questo e creare quindi quella base sicura di cui hanno diritto i bambini e successivamente poi i ragazzi, i giovani, ma prima di tutto la base sicura è quel permettere di mettere radici e come un po' la metafora dell'albero, poter crescere ben ritti su di sé e capaci di affrontare anche le intemperie, ma senza modificarsi perché c'è sempre dentro una profondità del proprio animo perché si aderisce alla propria progettualità che permette quindi di poter stare bene con se stessi e quindi Quindi, di conseguenza quindi con gli altri. parlando di alberi, quindi noi in questo periodo potremmo definirci dei seminatori, giusto? Sicuramente sì. L'educazione sicuramente racchiude il gesto della semina. Quello che succede in educazione è che poi tu non sempre riesci a vedere cosa crescerà su Chiaro, quel terreno. chiaro. L'uomo che piantava gli alberi è uno dei nostri libri di riferimento. Quindi adesso che semi stai piantando? Cecilia, parlaci dell'oggi. Ma oggi io cerco di piantare semi collaborando con scuole parentali e è tutto molto difficile perché credo che siamo, come dire, in quella fase in cui tanti genitori e anche maestri sentono questa pulsione del cambiamento, ma è ancora difficile disancorarsi
da quelle forme conosciute e anche un po' ricattatorie che viviamo da troppo tempo e che hanno preso forma dentro di noi, ci hanno dato forma. E quindi il mio compito è quello di cercare di facilitare la comunicazione, di dare riconoscimento alle parti, in modo che quindi io entro nei gruppi dei genitori oppure faccio supervisione all'equipe degli educatori, portando avanti sia l'aspetto appunto di capacità di stare insieme, di creare un linguaggio comune nel rispetto di ciascuno a personalità, ma anche poi di portare avanti un'educazione che sia attiva, che sia una educazione che appunto agisca sul fatto che ogni bambino, ogni ragazzo diventi capace di, di dar valore al processo, di stare dentro un processo che lo stimola, e non come oggi succede che c'è l'idea dell'arrivare subito, del conquistarsi subito. Quindi rallentare, andare per gradi, rispettare i tempi del bambino, che sono cose che si ripetono sempre, ma poi quando siamo nella pratica prende a tutto una gran agitazione, frenesia e c'è la voglia quindi invece di fare piccoli passi, di scavalcare, di andare oltre perdendosi tanto di quello che circonda il bambino prima di tutto e l'adulto. Infatti quello che il bello insomma del nostro essere in sintonia è che anche noi per arrivare al bambino lavoriamo sugli adulti. Certo. Perché sono loro, io lo dico sempre, sono i genitori, sono gli educatori l'anello debole della catena, non i bambini. Certo. Cioè, voglio dire, tu col tuo intervento, noi con i nostri percorsi di decondizionamento, perché poi qual è il problema? Con tutte le migliori intenzioni, i genitori cercano di creare altre realtà, ma poi se non si decondizionano non faranno altro che ripetere l'unico modello che conoscono, cioè quello col quale sono stati il più delle volte malamente allevati. Sì, è il copione, diciamo, esistenziale. Sì, esistenziale, educativo, che poi si traduce in quello scolastico, cioè, dopo, e se non vai un po' a navigare dentro, andare a leggere quel copione, il rischio, appunto, come dici tu, di ripetere, perché è come dire, l'ancoraggio sicuro, e in realtà poi non produci niente di nuovo, non dai la possibilità di rinnovare, tu come genitore rinnovarti, ma anche ai propri figli di cambiare quel corso. Tu lo sai come li chiamo io? Li chiamo microchip, microchip virtuali. È vero. Dal momento in cui nasciamo ci vengono inseriti questi microchip virtuali e noi reagiamo in certe situazioni a seconda del microchip. Sì. Sì, noi inneschiamo quel copione perché ci fa sentire momentaneamente sicuri. In realtà poi, secondo me, c'è una parte di noi che vede e sente che quella cosa non va bene e c'è un malessere che è dentro, però se io di nuovo non ascolto quel malessere e trovo sempre un rimedio rapido e veloce per non ascoltare quel malessere, o come il bambino, che oggi c'è una medicalizzazione nella scuola, per cui il bambino appena si esprime in una maniera che non è conforme a quello che si vuole, ovviamente lo si impasticca un po', oppure gli si dà qualche percorso con qualche dispositivo che lo governa, diciamo così, e lui dopo non può più manifestare quello che è proprio la sua anima, quello che è il suo percorso. Io delle volte parto anche da degli esempi veramente piccoli, ma molto, secondo me, significativi. Per esempio, io noto che nelle scuole, soprattutto materne, spesso succede in queste realtà così piccole e che quindi non sono iscritti dentro a quel solita cornice riconosciuta della scuola comunale, statale, eccetera. Allora c'è bisogno come di maggior controllo e questo viene alimentato, per esempio, cioè giornalmente, inviando fotografie sulla chat dei genitori. Allora, quando mi vengono chieste consulenze in questo ambito, io dico assolutamente di chiudere questa pratica dannosissima, perché il bambino
va in confusione, perché è molto probabile che il genitore dica: ah, ma sei tu qui, cosa stavi facendo? Il bambino che è piccolino, che ancora deve costruire il suo senso di realtà, non capisce più quello che è reale e quello che è virtuale. Il genitore continua a controllare, l'insegnante è condizionato. È un piccolo esempio, e io dico sempre, si torna come una volta, a fine dell'anno si fa una piccola mostra e poi è vero, poi casomai gli puoi mettere una chiavetta alle foto, ma è una pratica che aiuta a stare nel qui e ora a tutti quanti, al bambino, al genitore, all'insegnante, che altrimenti è condizionato da questa bramosia di sapere, di chiedere, e il genitore, tra l'altro, io dico sempre, non riesce più a immaginare il suo figlio in un altro posto. Tra l'altro. E questi sono aspetti che incidono in maniera molto dannosa. Chiaro, chiaro. Dall'entusiasmo, dalla passione che trapela dalle tue parole, Cecilia, capisco che questo lavoro per te è una missione. Ma quand'è che hai sentito, parlaci del passato, com'è che un giorno hai detto no, questo è questo a cui mi devo dedicare, con tutte le fatiche di cui noi siamo ben consapevoli? Certo. Ma io penso che tutto ha origine nella mia grande sofferenza di alunna, ex alunna, per cui non mi sento proprio che sono mai stata capita. Probabilmente ho sempre pensato che adesso sarei stata, se fossi un'alunna, bambina, adesso nella scuola sarei stata certificata, nel senso che una bambina lenta, che non si rendeva conto delle cose, navigava dentro le sue emozioni. Quindi io ho scoperto di essere una persona altamente sensibile, che è un percorso tra l'altro di formazione che sto facendo, perché appunto mi ha fatto vedere tanti aspetti di me. E quindi lì questa sensibilità come dire, alla protezione, ecco, forse un po' il tema della protezione, che è quello che avrei voluto dagli adulti, il riconoscimento, quindi tu vali, ecco, questi sono aspetti che mi hanno spinto sempre più a pensare al bambino, proprio con l'idea di proteggerlo. E poi i miei studi ovviamente da pedagogista, però io mi sono sentita sempre un po' fuori da quello che era Il sistema. sistema. E quindi poi tanti anni fa, venni a conoscenza di persone che praticavano la scuola parentale, e ovviamente poi io mi sentivo stretta, di fatto non ho mai voluto insegnare, ma poi quando ho avuto i miei figli, e che di fatto non sono mai andati a scuola, se non per un brevissimo periodo, per me non c'era altra strada. Certo, Io proprio le sento come nella scuola parentale, e con tutto quello che, perché per me è l'educazione, che poi sia fatta dentro la scuola parentale o altrove, l'importante è avere chiaro appunto quello che dicevo prima, certo. come finalità dell'educazione. Poi ovvio che io dico la scuola parentale è il luogo del possibile, perché insomma, cioè, se si vuole si possono fare tante cose. Si può. Esatto. Certo. Parlando con te mi è venuto da pensare, chissà come mi avrebbero certificato oggi. Probabilmente sindrome dell'iperattività perché non sto mai ferma, oppure deficit dell'attenzione perché sto sempre a fare qualcos'altro. E ho pensato anche, pensa per esempio se, che ne so, un Leonardo da Vinci, uno Shakespeare fosse andato a scuola oggi, le avrebbero sicuramente, sto pensando a qualche maestro che avrebbe detto al papà di Shakespeare: ah, guarda, suo figlio purtroppo sta tutto il tempo a sognare, parla di storie strane, suo figlio avrebbe bisogno, capito? Sì, sì. Questo è il pericolo. Ma certo, è quello che vieni soffocato, per quello Esatto, dico, la scuola parentale è un'opportunità, però se la si fa con consapevolezza, se esatto, no si ripetono esatto. i soliti schemi. Esatto, è un'altra cosa che mi sento di lanciare adesso che siamo in chiusura, è che bisogna stare attenti anche. Cioè, io Eh? quando dico ai genitori, formatevi, perché così capite pure in quali mani
mettete i vostri figli. Non è una passeggiata, non si apre una scuola parentale, mi sveglio la mattina, scrivo scuola parentale sulla porta e apro la scuola parentale. E molte persone mi guardano con gli occhi sgranati, come a dire: ma tu esageri. Ma io non esagero, perché adesso ormai comincio ad avere un'esperienza discreta e a vedere che ci sono anche scuole parentali che, oltre a chiudere, creano problemi. Quindi bisogna veramente prenderla come una grande opportunità, ma farla con tanta, tanta, tanta consapevolezza. Esatto. Facci vedere il tuo libro, Ceci! Anche perché chi non le fa bene danneggia chi le fa bene. Appunto, appunto. Facci vedere questo meraviglioso libro, eccolo! Questo libro con la copertina fatta da mio marito, che è illustratore, è un libro che è uscito già ormai 2 anni fa, però mi dicono tutti che è una ottima guida per chi comincia a muoversi in questo mondo, che dà tanti spunti di riflessione, insomma, quindi nel tempo che è un libro che insegna il metodo. Adesso ultimamente una persona mi ha detto questo, quindi insomma per chi muove i primi passi penso che sia un libro che può dare veramente una mano. Poi, come scrivo io proprio nel decalogo, una delle cose che ho scritto, l'importante è che non facciate uso del libro questo come tanti altri come se fossero ricette, perché la ricetta non esiste. Non esiste. Esatto, quindi questo è importante, se no... Io quello che dico ai nostri studenti, eccetera, dico sempre: voi dovete immaginare che noi dobbiamo riscrivere tutto da capo, che non esiste niente di sicuro e che dobbiamo essere tutti scienziati, ricercatori, storici, letterati, perché il nuovo mondo cominciamo a riscriverlo noi. Quindi veramente c'è un lavoro enorme da fare, ma terribilmente affascinante. Io sono molto, molto, terribilmente faticoso, ma terribilmente affascinante. Esatto, terribilmente faticoso, ma assolutamente affascinante. E su queste parole, cara Cecilia, ti ringrazio tantissimo del tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, Adele, del tuo sempre appunto fare cose belle e stimolanti. Sì, e poi ne dobbiamo fare tante tante altre. Abbiamo fatto da poco una riunione con tutta un'altra scuola, riprenderemo a fare delle attività, magari cominciando da piccoli passi, ma noi non ci arrenderemo mai. Assolutamente, anzi, piccoli passi. Io mi sono chiamata, il mio logo così è la pedagogia delle piccole cose. Brava, esattamente come il famoso romanzo di Arundhati Roy. L'hai letto? Il Dio delle piccole cose? È che ce l'ho e non l'ho mai letto. Quindi... Oh, guarda, leggilo perché è uno dei libri più belli che abbia letto nella mia vita. Quindi tu sai che sono una bibliofaga, quindi... Sì. Va bene. Allora, bene. Cara Cecilia, grazie. Anche alla prossima. E io saluto i nostri follower dandogli appuntamento per la prossima settimana con una nuova chiacchierata di nuova pedagogia. A presto! Buona serata a tutti.